Ci vuole tanti anni perché ci sono tante cose e uno dice una cosa, l'altro dice un'altra e sicché per metterci d'accordo ci vuole, non lo so. Non lo so. Decenni di polemiche, critiche, idee e contrapposizioni, prima di arrivare alla sospirata apertura della tangenziale sud di Scorzè, non si sono del tutto esauriti col taglio del nastro, che la strada andasse fatta sì, su questo sono tutti d'accordo, ma accanto al consenso ci sono anche diversi se e diversi ma. Sì, ci arriva, però il traffico è diviso sempre a metà, è stata spostata da una parte all'altra. Qui secondo me serviva a fare un anello tutto torno, quindi il traffico girava tutto attorno a Scorzè senza passare il centro, mentre adesso passa solo da una parte, da di là a di qua. Quando si fanno le cose bisogna fare da rendere complete, ma soprattutto tenere presente anche di tutto il contorno, di tutto quello che è necessario per la salute delle persone. Contenti sì, perché si spera che non ci sia traffico in via Venezia e via Ceccaraiolo, però secondo me il traffico rimarrà comunque. Per i camion che devono a Treviso girano quello di qua a destra, vanno sempre per via Ceccaraiolo e via Venezia. E di cosa bisognerebbe fare? Completare tutto l'anello Scorzè, perché così è metà incompiuta. Okay. Il raggiungimento di via Treviso del Trisagna per andare a Treviso a sud e a nord. Ma gliel'avete detto al sindaco questo? Beh, lo sa il sindaco, lo sa, ma lui è il secondo mandato e no. Per il prossimo? Il prossimo non si sa. Lungo la tangenziale sud che corre a fianco della zona industriale di Scorzè campeggia uno striscione che dice vogliamo l'ingresso e l'uscita qui. La strada in effetti non permette un accesso diretto ai capannoni, bisogna passare per le vecchie strade. Quelli che arrivano dal casello dell'autostrada per entrare in questa zona non possono accedere qua, devono fare la Castellana, il vecchio percorso. Questioni che sono note anche in municipio. La variante di via Milano, ad esempio, il cui incrocio con la Castellana diventerà una rotonda presumibilmente quest'estate, rimane tra le priorità della regione e dentro l'anno si dovrebbero avere notizie su progettazione e realizzazione. Il collegamento diretto con la zona industriale, invece, ha chiarito il comune, non è stato fatto perché Veneto Strade lo ha giudicato poco sicuro.